Buongiorno. Prego. Dove volete? Si metta qui, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo due ospiti, fra l'altro d'eccezione, perché vogliamo trattare un paio di argomenti importanti che poi andrò a elencare. Quindi l'assessore Lanzarin la conoscete, la dottoressa Russo spesso viene nelle nostre conferenze stampa e oggi ci parlerà di tutto quello che è la farmacosorveglianza e le reazioni avverse dai vaccini in Veneto, le statistiche, anche per chiarire alcuni aspetti, dubbi anche logici che magari nascono nella testa dei cittadini rispetto al fatto che mi vaccino muoio, mi vaccino mi ammalo tutta la vita. Ecco, noi portiamo dati scientifici relativi a 6.114.000 vaccinazioni fatte in Veneto e oltre 65 milioni di vaccinazioni fatte a livello nazionale. E poi il dottor Patrizio Sarto, che è un punto di riferimento per la medicina dello sport, è un cardiologo, è direttore della medicina dello sport dell'azienda 2, oltre ad essere coordinatore per la regione del progetto Veneto Esercizio Fisico nella cronicità. Quindi è un esperto di tutto quello che è la medicina dello sport e quindi ha rapporti quotidiani con gli sportivi, sia agonisti che non agonisti. E tra le tante cose ha lavorato peraltro volontariamente 5 mesi nei reparti Covid, sia nella prima fase che nella seconda fase. Ovviamente come medico nostro dipendente mi ha chiesto di poter lavorare nei reparti Covid, quindi si è fatto marzo-aprile nella prima fase e novembre, dicembre, gennaio nella seconda fase. Però la cosa più interessante, lo dico io, è che lui è un campione mondiale, nel senso che il dottor Sarto è stato 7 volte campione mondiale per nel pattinaggio a rotelle e anche 4 record mondiali. Detto questo, lui parlerà invece oggi di che impatto ha il Covid sullo sportivo, costi e benefici della vaccinazione per lo sportivo, rispondendo anche ai tanti logici quesiti che magari i genitori si fanno rispetto a quello che è il ragazzo che fa sport, se deve vaccinarsi oppure no, i rischi o non i rischi, quello che è. E ne approfittiamo, è inutile che ci giriamo attorno al palo, anche di parlare visto che c'è stata la notizia della pericardite o delle miocarditi, quello che è come effetto avverso sugli sportivi, vedremo anche qual è l'incidenza reale sancita, diciamo, a livello internazionale rispetto ai vaccini fatti, quindi anche qui informazioni. Quindi andrei veloce, farei il bollettino, dopodiché domande e io poi mi scuso anche con i relatori, lasciarvi perché ho il funerale del senatore Saviane oggi, per cui voglio assolutamente esserci. Allora, tamponi molecolari 6.287.718 e tamponi molecolari 6.339.164. C'è da dire che i positivi nelle ultime 24 ore sono 847. Positivi intercettati, pensate, con 41.870 tamponi. Quindi stiamo facendo veramente tanti tamponi. 2,02 di incidenza. I positivi di oggi, o meglio i positivi ad oggi, sono 12.537. Il numero dei positivi dal 21 febbraio 2020 sono 451.111. Ricoveri. I ricoverati in totale oggi in Veneto sono 262, meno 11. I 262 sono così distribuiti: 212 nell'area non critica, meno 6, e 50 nell'area
ovviamente di terapia intensiva dell'area critica, meno 5. Le terapie intensive non Covid sono 349, che ovviamente si sommano a quelle Covid che sono 50 e sono sostanzialmente 499. Totale dei decessi più 5, 11.673. Non so se sia automatico, ma l'uscita delle terapie intensive è meno 5. Ripeto, non so se l'automatismo c'è, ma in pratica c'è comunque, lo sappiamo. 22.789 i dimessi, che continuo a dirlo perché vedo che c'è ancora qualcuno che non ha assimilato il concetto. Allora, cercavo il totale dei positivi. Forse qua. No, ma volevo la tabella qua. No. Forse qua. Un attimo solo. Eccoli qua. 451.000 positivi, gli unici che sono andati in ospedale sono i 22.000. Non lo dico perché sembra che le cure domiciliari le sappiano fare solo gli altri. Cioè il Veneto ha questi numeri, 451.000 positivi, dei quali 22.000 sono andati in ospedale. E rispetto ai morti e uscite da terapie intensive, vi voglio dire che c'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo, 54 anni, stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Abbiamo sempre a Rovigo, fra l'altro, una 32enne, un 57enne e un 71enne, tutti e tre non vaccinati. 32, 57 e 71, tutti e tre non vaccinati, in terapia intensiva. E stanotte ha perso la vita purtroppo un signore di 54 anni, non vaccinato. Sui vaccini si sta andando bene, abbiamo fatto quasi 20.000 dosi nelle ultime 24 ore. C'è un incremento delle prenotazioni per le vaccinazioni e questo diciamo che è assolutamente positivo. Ricordo ai cittadini che l'accesso diretto, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione, si garantisce dai 12 ai 25 anni e dai 60 anni in su, accesso diretto senza alcuna prenotazione. Abbiamo dato un'ulteriore disposizione a tutti i centri vaccinali da oggi, che se qualcuno si presentasse a fine giornata, i famosi riservisti, eccetera, non si stia lì tanto a pignolare, perché comunque noi vaccini ne abbiamo a disposizione e stiamo oggi lavorando, diciamo, a metà produzione rispetto a quella che comunemente riusciamo a fare con quella dotazione di personale e con quell'organizzazione. Considerate che facciamo mediamente 20.000 vaccini al giorno, il nostro target è dai 40.000 in su. Quindi i riservisti, i panchinari, come qualcuno li ha chiamati, insomma, quelli del tentato vaccino, come li definivamo nelle prime settimane, sono assolutamente accoglibili. A volte capita, no? Arriva il familiare che accompagna e dice ma potrei farlo anch'io, ecco, evitiamo di fare i burocrati. Non aggiungo altro perché ci sono due relazioni interessanti. Voglio dirvi un'ultima roba solo sui monoclonali. Voi sapete che siamo la regione che utilizza il 50% di monoclonali somministrati in Italia. E partirà una lettera da parte del dottor Flora a tutte le ULS e quindi di conseguenza cercheremo di fare sempre via mail informazioni a tutti i medici, anche i medici di base, per il fatto che AIFA l'8 agosto, il 9 agosto ha deciso di togliere, diciamo, le famose comorbidità, cioè di dire che gli individui candidabili al monoclonale dovevano avere determinate caratteristiche. Oggi è aperto a tutti. Cosa significa per i cittadini? Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su.
se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali, dovevi avere, che so, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Ovvio è che adesso i nostri uffici con il contact tracing, quando parleranno con il positivo e dirà sì, sono sintomatico, gli diranno questo numero di telefono ti puoi rivolgere se vuoi sottoporti alla somministrazione dell'anticorpo monoclonale. Sono quelli di Trump, no? Sono diventati famosi con Trump. Ecco, noi diciamo che la somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. E questo è un bel dato. Beh, del resto abbiamo visto, se conoscete qualcuno che li ha fatti, vi racconterà dell'esito post infusione. Considerate che sui monoclonali ci sono delle aziende che annunciano per fine anno addirittura la somministrazione per via orale, neanche più endovenosa. Siamo già, diciamo, a quella intramuscolare, quindi con iniezione normale, e c'è già l'annuncio di possibili diciamo, formulazioni per via orale, che vuol dire che uno si prende le 2 pasticche e in teoria dovrebbe risolvere i suoi problemi. Se avete domande, prego. Ecco, si è prenotata Alda Vanzan, prego. Grazie. Presidente, Buongiorno. quindi facendo subito un chiarimento su questa cosa dei monoclonali, quando uno sarà il contact tracing, il servizio del... Sì, ho il medico di base. O il medico di base? Diciamo, stiamo tentando di robustire la rete dell'informazione. Quindi la persona si scopre positiva facendo il tampone e a quel punto o il medico di base o qualcuno del servizio di prevenzione gli dirà questo è il numero di telefono da chiamare. Aggiungiamo di più, che qualsiasi cittadino che ha sintomi è candidabile ai monoclonali, per cui può chiedere la somministrazione monoclonale. Ma ce ne sono per tutti? Sì. Noi ne abbiamo. La seconda domanda, Presidente, invece è sulla... lei ieri ha dato un dato relativo alle vaccinazioni ha detto un generico over 12. Sì. Volevo capire un attimino come siamo messi con i ragazzi rispetto alle vaccinazioni e prenotazioni. E poi se intende, come Presidente della Regione, attuare delle iniziative per sensibilizzare di più i ragazzi nei confronti della vaccinazione. La Regione Lombardia, ad esempio, ha deciso di fare degli spot, immagino, in alcuni canali sociali, compreso TikTok, che è seguitissimo dai ragazzi. Allora, noi al momento non abbiamo questo programma. E le vaccinazioni dai 12-19 anni sono il 52,8% con almeno una dose e completate 24,2%, ma stanno crescendo. No, non lo so. 57%. Nessun tipo di Al momento no. promozione. Posso cambiare argomento? Avrei 2 domande Prego. extra. Oggi il prefetto di Venezia, che è anche coordinatore per tutte le prefetture del Veneto, dice che in Veneto ci saranno soltanto 100 posti disponibili per l'accoglienza dei profughi, che non sono pochi, dice, solo per i profughi afghani, ma anche se si dovesse presentare un'emergenza da altri paesi, Libia o altro, non ci sarebbero più possibilità. E temeva soprattutto con reazioni da parte di sindaci ricordando quello che c'era stato in passato, barricate, manifestazioni, eccetera. Secondo lei questi 100 posti possono essere incrementati da parte dei sindaci? La Regione può fare qualcosa oppure siamo fermi lì? No, noi no. I sindaci sono, come si può dire, gli unici autorizzati a parlare per il proprio territorio. Dico anche che questo è un territorio che ha dato non poco, basterebbe guardare i dati della presenza degli immigrati che si sono integrati, che hanno un progetto di vita in Veneto, però noi quando altri territori non sapevano neanche cosa fosse l'immigrazione l'abbiamo conosciuta, abbiamo l'11% della popolazione che è immigrata in Veneto. E dopodiché questi arrivi di afghani, è giusto anche dire che dalle notizie che abbiamo sono lavoratori delle ambasciate e collaboratori. Ho anche l'impressione poi che non...
vista la situazione, non so poi che evoluzione ci sarà oggettivamente. Quindi mi fermo qui. Invece volevo un approfondimento sull'autonomia. Ieri Sì. ne abbiamo parlato a Palazzo Balbi e volevo capire un attimino quali sono i punti critici di questa proposta del ministro Gelmini o del documento sul quale state presentando le osservazioni. No, io ho l'impressione, fra l'altro, e ne approfitto, grazie, forse mi sono espresso male, non ci siamo, e quindi ho creato io magari qualche dubbio, nel senso che vorrei dire, noi stiamo preparando le osservazioni sulla base dei documenti che abbiamo in casa, che non sono del ministro Gelmini, nel senso che non è il ministro che ci ha proposto un documento, non esiste un documento Gelmini. Esistono documenti del passato governo che noi, siccome abbiamo contestati, vogliamo mettere nero su bianco i punti che non ci vanno bene affinché questo governo sappia che non si parta da quei punti là, perché sennò è un nulla di fatto per noi. Scusate se vi ho indotto magari in una confusione, ma errore mio, nel senso che dovevo essere più chiaro, ma siccome ve l'ho detto al volo ieri, così a fine conferenza stampa. E quindi scusi un attimo, questi Quindi sta parlando della punti, legge quadro boccia dei documenti inviati dallo scorso governo. ma la trattativa riprenderà o La avete notizie su una... Sì, cioè, con questo governo la trattativa riprenderà. Ci eravamo dati come step la ripresa, diciamo, dei dialoghi dopo la pausa estiva e dopo aver visto come si sarebbe evoluta l'infezione durante l'estate, per evitare di mettersi a parlare di questi temi magari con gli ospedali pieni. Perdonatemi, ma insomma questo purtroppo è quello che passa al convento in questi ultimi 20 mesi. Quindi questo è il tema. Incontrerò sicuramente il ministro Gelmini le prossime settimane, cioè, ho intenzione di incontrare alcuni esponenti del governo su questo tema le prossime settimane. Su questo tema e anche su altri temi. Ad esempio c'è un grande tema, quello del PNRR, che ci sta a cuore, sul quale vorremmo fare una riflessione col governo. Lei a proposito del PNR, quando ci fu la commissione bicamerale che venne in Veneto, disse che questo PNR ha una base troppo centralista e non va bene. Ci sono state modifiche o contatti? Allora, oggi è elemento di discussione a livello nazionale con la Commissione europea. Però è pur vero che poi l'atterraggio sui territori prevede cantierabilità. E se la cantierabilità è quella che noi conosciamo, noi vogliamo candidarci a presentare tutta una serie di opere che la Regione Veneto è in grado di fare, perché voglio ricordare che i fondi del Recovery Fund non sono all'infinito, cioè tu devi garantire anche un cronoprogramma, noi siamo in grado di garantirlo su alcune opere. So che altri colleghi si stanno muovendo su questo fronte. Grazie. Prego Marco Bonet. Prego. Solo per capire una cosa allora, perché al di là magari del misunderstanding di ieri, Sì. cioè il ministro è in carica da febbraio, ha nominato subito una commissione di esperti presieduta da questo professore di cui adesso non ricordo il nome, e Caravita mi pare si chiami, e aveva preannunciato per settembre una proposta da parlamentarizzare. Cioè, noi adesso scopriamo a fine agosto che non esiste nessuna proposta, non esiste nessuna carta nuova, la regione lavora ancora sulle carte di boccia. Quindi mi pare perfino peggio, vuol dire che in questi 7 mesi di lavoro in via della Stamperia non hanno prodotto nulla. Questo non è vero, che si sono fatti incontri, e aggiungo anche di più che abbiamo un costante, diciamo, ve lo può confermare anche il professor Bertolissi, non so, il dottor Gasparini, nel senso che, ma io stesso sono andato dal ministro Gelmini, ho incontrato il ministro Gelmini con il professor Scaccia, e il nostro intento, quello di mettere mano alle carte vecchie, è quello per approfittare di una base di lavoro per capire e mettere in fila un po' di questioni che devono essere chiarite. Però sul fronte di un documento, se è stato detto per settembre, magari il ministro per settembre lo presenterà, non escludo che lo presenti. Prego. Ci sono altre domande per il Presidente? Sì, la collega Prigioni.
Buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno. Presidente. Leggevo qualche giorno fa una dichiarazione del professor Palù che annunciava 2 farmaci antivirali per la cura del Covid per ottobre. Volevo sapere a che punto sono, se ne ha notizia. Non lo so. Inviteremo comunque il professor Palù, l'ho sentito anche ieri, se sarà disponibile verrà per un altro incontro e quindi potrete fare tutte le domande al professor Palù. Poi volevo chiederle in merito alla necessità o meno di fare la terza dose, dato che sono passati 9 mesi dai primi vaccinati e i primi vaccinati sono personale per lo più sanitario, oltre che magari ospiti delle case di riposo. Avete notato, anche alla luce dell'analisi sierologica che lei aveva annunciato, un incremento dei positivi tra i vaccinati in queste categorie che sono state sottoposte alla profilassi per primi? No, questo no, però voglio dire che intanto il progetto degli anticorpi, quindi dello screening, definiamolo anticorpale, penso sia pronto, mi diceva stamattina in riunione la dottoressa Russo, alla volta della prossima settimana. E questo ci permetterà di fare uno screening, di capire cosa sta accadendo, soprattutto ai nostri anziani nell'RSA. E dall'altro io continuo a dire, ve l'abbiamo detto per primi in Italia e continuiamo a sostenerlo, volete dire che è empirica la considerazione? Bene, è empirica, ma leggere le carte di Israele ne viene fuori che l'efficacia della terza dose c'è. Quando tu leggi che riduce di 4 volte i sintomi gravi nel vaccinato con la terza dose e di 10 volte l'ospedalizzazione, penso che qualche riflessione debba essere fatta. Mi fermo qui. Però io spero che se ci sarà una terza dose, io non tifo per la terza dose, mi tocca farla anche a me, per cui figuratevi. Ma se ci dovesse essere una terza dose, non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Noi abbiamo vaccinati, parlo di tutti i nostri medici, di tutto il personale sanitario, 54.000 persone, parlo dei 60.000 dell'RSA, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori, e parlo ovviamente dei grandi anziani del Veneto, gli over 80 che non erano nell'RSA, che hanno ormai 7, 8 mesi, 9 mesi di vaccino. Quindi qualcuno ci dica se gli anticorpi restano sempre alti oppure si comincia a vedere la curva che decresce. Peraltro nelle persone anziane la risposta immunitaria con la somministrazione del vaccino, quindi la risposta anticorpale, è meno efficace, meno efficiente di quello che è il loro sistema immunitario, di quello che accade in un giovane. Quindi sappiamo già d'ufficio che sui giovani arrivi al 96%, negli anziani non arriva al 96%, per cui un aiutino immagino ci vorrà. Cioè noi vorremmo farci questo inverno in pace, in tranquillità e non dover contare morti, tanto per capirci. Grazie. Prego. Curzio Pepenò. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Legato a questa questione anche appunto della terza dose, invece attualmente c'è la questione ancora Green Pass, del suo utilizzo, di alcune polemiche, come si andrà a utilizzarlo anche poi nelle scuole, nelle strutture istituzionali pubbliche, nel posto del lavoro. Ecco, lei su questo che riflessione può fare sulle polemiche che ci sono sull'uso del Green Pass e come si andrà avanti sull'uso del Green Pass rispetto poi invece anche alle richieste che continuano a esserci di un obbligo vaccinale che però non credo avrà grandi passi in avanti con l'attuale situazione istituzionale del governo. Sì, guardate, queste sono decisioni governative dettate poi da linee guida del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, e dell'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità. Allora, detto questo, è inevitabile che questa forma di certificazione ci accompagnerà ancora, sto parlando del Green Pass. E per alcune, diciamo, siamo passati dalla modalità francese annunciata, che era quella Coram Populi, no? Non si discute, si va anche a bere caffè al bar col Green Pass, a una soluzione, diciamo, più sartoriale che quella italiana, dove si è deciso che per alcune forme di assembramento o di vita di comunità ci voglia Green Pass, no? Che è lo stadio piuttosto che il ristorante o altro. È pur vero che se lo vediamo sempre dalla parte di chi non ce lo ha, giustamente chi non ha il Green Pass dice mi tocca quantomeno farmi un tampone, poi c'è anche chi non vuole farsi neanche il tampone, quindi diventa problematico. Se spostiamo l'osservatorio un attimo e lo guardiamo dalla parte dell'80% delle persone vaccinate, ti dicono scusami, io mi sono tutelato, ho fatto anche un sacrificio per la comunità, non capisco per quale motivo debba essere io adesso a doverci rimettere. Quindi
discussione ce n'è. Io spero che si venga fuori da questa partita del Covid non con una società spaccata a metà, perché il conflitto sociale è sempre dietro l'angolo. Infatti l'invito a tutti è di moderare i toni, ognuno manifesti per quello che vuole, per il vaccino, contro il vaccino, ma facciamolo pensando che ci sarà un domani, non potremmo pensare di consumare le vendette per i prossimi 50 anni di quello che è accaduto in 20 mesi. Perdonatemi se ve lo dico, ma io vedo questa prospettiva. Cioè, si stanno rovinando anche relazioni personali a causa di questo. Vi sarà capitato? Perché poi si parte con delle discussioni che a volte diventano lunari e poi quando ti trovi davanti a una discussione insostenibile rischi di litigare, rischi di intaccare dei rapporti magari che hai consolidato per una vita. Questo è quello che più mi preoccupa, perché poi il Green Pass verrà ricordato, non è che ce lo portiamo avanti tutta la vita. Sì, ma non so se funziona il QR tatuato. Ma le tensioni sono anche perché la politica, forse anche la politica insieme, non riesce a dare una risposta che sia unità, che dia una certezza a chi segue queste vicende. Ricordiamo solo un pezzo di Rousseau: il popolo ti delega a rappresentarlo, la politica rappresenta il popolo, che è un popolo che si vaccina, ma anche il popolo che non si vaccina. Quindi io non trovo assurdo nulla, dico semplicemente che sta partita prima la chiudiamo, meglio è. E a me fanno piacere le parole di Fauci, che ha detto: guardate, vabbè, adesso ne stiamo venendo fuori, sta partita la dovremmo chiudere per la primavera 2022. Lui dice questa sarà l'ultima coda. Spero sia così e finisce lì. Finiscono i Green Pass, finiscono tutti questi ragionamenti, finiscono tutti questi premi Nobel della medicina che a Stoccolma ancora non hanno conosciuto, e tutti i laureati di Facebook, di tutti i social, e torneremo a sentire i medici che ci parleranno, speriamo non quelli che a sparacazzate, ma insomma i medici seri che continueranno ad essere dei riferimenti per la nostra società. Si è messa molto in discussione l'istituzione del medico, a volte anche maldestramente è stata messa in discussione, perché anche lì può diventare un alibi per non farsi il vaccino. Prego. Lascio la parola allora alla dottoressa Russo, poi al dottor Sarto. Grazie, scusate. Prego, dottoressa. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, si sente? Sì. Niente, ringrazio il Presidente e l'Assessore per la possibilità ancora una volta, insomma, di poter portare un contributo a chiarire magari alcuni elementi che sono, come diceva il Presidente, oggetto, insomma, da un lato di preoccupazione, dall'altro a volte di contenzioso sociale fra chi si vuole vaccinare e chi non si vuole vaccinare. Allora, volevo un attimo, insomma, parlare del sistema di farmacosorveglianza, di farmacovigilanza, che è naturalmente un sistema europeo che deriva da direttive europee che poi vengono recepite, sono state recepite dai vari paesi e che hanno come punto di riferimento e coordinamento l'AIFA, che è l'Agenzia per il Farmaco. A livello delle regioni ci sono i centri di farmacovigilanza, il nostro centro di farmacovigilanza è quello di Verona, e noi che monitora naturalmente le segnalazioni di reazioni ed eventi avversi a farmaci e a vaccini. Quindi il sistema di farmacosorveglianza, proprio come il termine dice, non si riferisce solo alle vaccinazioni, ma direi prevalentemente, per il maggiore uso che se ne fa, anche e soprattutto ai farmaci. Quindi farmaci e vaccini. Il vaccino è un farmaco. Allora, il nostro sistema di farmacosorveglianza, abbiamo detto, è a Verona. Noi abbiamo in Veneto un elemento che possiamo dichiarare positivo in più, che è quello dell'istituzione di Canale Verde. L'abbiamo nominato più volte, è stato istituito in questa regione nel 93, quindi ha una tradizione molto, diciamo, consolidata, e affianca la farmacosorveglianza. Perché la affianca? Perché la raccolta che viene fatta di eventi, di segnalazioni, sono segnalazioni che vengono
valutate come, diciamo, correlate o meno naturalmente al farmaco o al vaccino che viene ad essere considerato. Canale Verde, ed è anche questo ha sede a Verona, presso l'azienda ospedaliera di Verona. Allora, la farmacosorveglianza e Canale Verde ricevono le segnalazioni e le valutano perché? Perché una segnalazione è correlata sempre in maniera temporale col farmaco o con il vaccino. Io oggi mi faccio il vaccino, domani mattina ho dolore al braccio e magari ho anche febbre, segnalo al mio medico che a sua volta o all'operatore sanitario che mi ha fatto il vaccino, oppure io stesso segnalo perché c'è un canale che poi comunque possiamo anche dare, e abbiamo molto lavorato su questo, sulla segnalazione da parte del cittadino, perché la legge prevede nel nostro paese anche la segnalazione da parte del cittadino, quindi si raccolgono tutte le segnalazioni che sono innanzitutto correlate temporalmente, cioè vicine all'assunzione o alla somministrazione del vaccino. In questo punto però tutte queste segnalazioni devono essere valutate per valutare da un punto di vista causale, ma è proprio che la causa è stato che ho preso l'aspirina, oppure che ho fatto il vaccino, oppure ho avuto questo tipo di reazione, questo tipo di malessere, questo tipo di reazione che può essere lieve ma può essere anche grave, perché vengono anche fatte fortunatamente anche le segnalazioni degli eventi gravi. E allora questo è importante perché dà quelle che sono le indicazioni che poi servono a ritirare un farmaco nel caso in cui questo risulti pericoloso, modificare la somministrazione dello stesso, oppure dare ulteriori precauzioni e quindi dire alcuni soggetti possono e altri soggetti non possono assumerlo o farlo. Quindi questi sono gli elementi principali. Canale Verde affianca il sistema di farmacosorveglianza a valutare la, diciamo, completezza delle informazioni che intanto arrivano, perché in collaborazione con le ULSS, diciamo, hanno la possibilità di fare un follow-up approfondito, quindi sentire il soggetto, vedere come si è verificato, talvolta, molto spesso, chiamarlo anche per valutare, perché si avvale anche di specialisti, neurologi oppure internisti, nel caso in cui fosse necessario capire effettivamente quello che si è verificato. Ma un'altra cosa importante è che adesso stiamo mettendo a punto anche per il Covid una scheda di segnalazione proprio molto più specifica, è che anche per coloro che magari hanno avuto una prima reazione alla prima dose del vaccino Covid o di un altro vaccino, in base alla reazione che si è verificata, molto spesso la persona dice: ma posso continuare, non devo continuare, cosa devo fare? Ecco. Quindi la valutazione, diciamo, nel proseguo della somministrazione della vaccinazione viene fatta insieme a questi esperti che sono dei clinici e che valutano nello specifico quella che è la situazione della persona, quindi l'età, altre patologie, insomma altri farmaci che vengono presi e così via. Quindi abbiamo questo e poi abbiamo anche un altro elemento che abbiamo istituito nella nostra regione, è che in ogni azienda è possibile fare anche la vaccinazione in ambiente protetto. Cioè, se noi abbiamo avuto una prima reazione, non siamo assolutamente sicuri che magari sia correlata al vaccino, però vogliamo che la persona rimanga non solo i 15 minuti giusti per cui deve rimanere dopo aver effettuato il vaccino, ma possa trovarsi in un ambiente ospedaliero dove magari abbiamo la possibilità di intervenire subito nel caso in cui si dovesse verificare una reazione allergica per cui è necessario intervenire immediatamente. Ci sono dei casi in cui la vaccinazione viene richiesta in ambiente protetto, si dice. Quindi è tutto un sistema atto a garantire, diciamo, la somministrazione del vaccino, mi concentro sul vaccino perché è il nostro tema, ma anche il proseguo delle vaccinazioni e la valutazione dell'effettiva, diciamo, possibilità di fare il vaccino alle persone a seconda della loro situazione. Allora, quello che abbiamo osservato è che c'è un rapporto AIFA che viene pubblicato periodicamente per il Covid, lo trovate sul sito di AIFA. Abbiamo l'ultimo rapporto, il settimo, che raccoglie naturalmente tutte le segnalazioni a livello nazionale. Vi dico gli elementi principali che sono stati evidenziati. Intanto si è visto che
c'è stata dall'inizio, da quando è partita la somministrazione, l'offerta del vaccino contro il Covid, una grande partecipazione, diciamo un gran numero di segnalazioni. Adesso, via via che passa il tempo e che quindi si è consolidata l'offerta vaccinale, probabilmente la popolazione, insomma, sulla base anche di quelle che effettivamente sperimenta su di sé, ma anche su chi gli è vicino, del fatto che insomma la cosa è più la situazione è più tranquilla, il numero all'aumentare delle dosi, il numero di segnalazioni è leggermente è diminuito, è in diminuzione, quindi c'è una certa rassicurazione. Allora, i dati che sono pubblicati su AIFA dicono che su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse, ma eventualmente possiamo dare questa slide poi. E quindi di queste poi naturalmente la scheda che viene, dove viene contenuta la segnalazione riporta una serie di sintomi. Alcuni sono classificati come reazioni non gravi, segnalazioni non gravi, altre come segnalazioni gravi, perché chiaramente anche il grado di approfondimento legato poi alla risoluzione del problema per noi è estremamente importante. Quindi l'87% di questi sono state classificate come non gravi, il 12% come gravi. Poi vi dico quelli a livello nazionale, a livello regionale. Gli eventi e le reazioni avverse più frequenti sono quelle che, ma il rapporto è pubblico e quindi lo potete visionare, sono quelle che comunque abbiamo detto anche nei nostri incontri. Le reazioni più frequenti, quelle diciamo più segnalate, sono la febbre, la stanchezza, il mal di testa, dolori muscolari e articolari. Queste sono quelle più frequentemente che risultano essere fastidiose, talvolta insomma è necessario che magari la persona rimanga a casa, ma che hanno una breve risoluzione e quindi si risolvono nell'arco di un giorno o al massimo insomma di 2 giorni. Poi invece per quanto riguarda le reazioni gravi comprendono, diciamo, tutti quegli eventi che intanto vengono segnalati, tutti quelli che hanno bisogno di un accesso ospedaliero. Quindi se io ho avuto un problema per cui sono dovuta andare in pronto soccorso, ho dovuto fare una visita specialistica urgente perché ho avuto un problema, quella è una segnalazione che viene classificata come reazione grave. Ma ripeto, sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Deve essere valutata la contemporanea, oltre che situazione patologica, la situazione di salute della persona, anche se la persona sta assumendo altri farmaci e quindi se ci può essere stata una interferenza, quindi se ci può essere una correlazione causale oppure è solo una correlazione temporale. Questo cosa vuol dire? Che alcune segnalazioni delle reazioni, delle segnalazioni gravi, non sempre vengono chiuse tutte, nel senso che l'AIFA dice il 58% delle segnalazioni che abbiamo avuto come reazioni gravi si sono risolte. Quindi da follow up effettuato, la persona che ha avuto la sincope, la persona che ha avuto un problema per cui ha avuto un giorno un accesso in ospedale si è risolto, quindi è chiusa. Le altre probabilmente hanno bisogno di più tempo, quindi nel momento in cui viene segnalata la risoluzione del caso, queste sono completate. In Veneto, poi vi daremo comunque la tabella, abbiamo una, proprio per questo lavoro che è stato fatto per le vaccinazioni pediatriche principalmente, perché su quello che abbiamo lavorato tanto con la farmacovigilanza e con Canale Verde per essere a fianco alle mamme, devo dire, cioè, insomma, perché nell'ambito dei genitori le mamme hanno una grossa componente decisionale per quanto riguarda la vaccinazione, per essere vicini anche diciamo ad evitare insomma e a favorire l'approccio alla vaccinazione abbiamo lavorato molto con Canale Verde, abbiamo sviluppato molto questo senso della segnalazione, questo diciamo possibilità di segnalare. Tra l'altro devo dire che abbiamo portato avanti anche quella che è stata la sorveglianza attiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo la vaccinazione abbiamo fatto un lavoro
soprattutto nella zona dell'Alto Vicentino, che dopo la somministrazione del morbillo, parotite, rossolia, varicella, si telefonava a casa. Abbiamo avuto degli specializzanti che telefonavano a casa per chiedere se si erano verificati degli effetti e quindi se c'era la febbre, se c'era l'irritabilità, se c'erano delle cose. Adesso il nostro centro di farmacovigilanza, ne parlavo con la dottoressa Scroccaro, che appunto a livello regionale è responsabile del settore farmaceutico, c'è questa cosa che il Veneto si propone anche per fare nell'ambito del Covid una sorveglianza attiva. Quindi probabilmente verrà fatto un campione tra i soggetti vaccinati che verranno contattati per proprio chiedere alle persone se hanno avuto delle reazioni. Quindi l'attenzione è massima per rendere possibile l'evidenziazione di elementi, di segnali, di sintomi che possono essere legati alla vaccinazione, perché l'obiettivo è quello di avere delle persone che possano, insomma, vaccinarsi in sicurezza. Allora, le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Cosa vuol dire? Non che 15.000 persone hanno intercettato, hanno contattato il proprio medico per fare queste segnalazioni, ma che i sintomi che sono stati segnalati, quindi la cefalea associata alla febbre oppure al dolore al braccio, eccetera, sono stati 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi. Allora, tra quelle, diciamo, come si può dire, quelle meno gravi sono quelle che vi ho detto prima, quindi il dolore al braccio, il malessere generale, quindi questa, la stanchezza, la cefalea, queste sono state, insomma, quelle più rappresentate. Se devo dare qualche numero, quindi su sempre 6 milioni di dosi, 4.009 sono state segnalazioni di febbre. Non di febbre alta, perché la febbre sopra i 39 viene già considerata una reazione grave, quindi la febbre, insomma, più contenuta. Poi 4.005 sono state le segnalazioni di cefalea, 3.300 quelle di mialgie e di artralgia, però non delle singole persone, ma la stessa persona talvolta può presentare più sintomi, quindi io ho la cefalea ma mi sento anche stanca, eccetera. Comunque diciamo che questa è la sintomatologia più segnalata, soprattutto nella parte iniziale dell'offerta vaccinale. Noi abbiamo visto che adesso le persone tendono, probabilmente perché sanno che poi si risolve nel breve periodo, a segnalare meno questa sintomatologia, però per noi è importante mantenere questa segnalazione. Se invece vogliamo considerare quelli gravi, sempre correlati da un punto di vista temporale, abbiamo la febbre alta, ne abbiamo 1.900, quindi di iperpiressia, poi no, su 6 milioni. No, perché 1.200 sono quelle, diciamo, come si può dire, le schede, ecco. Queste sono quelle che magari sono segnalate in più schede. Quindi nella scheda di Francesca Russo ha avuto la febbre alta, ma ha avuto anche la cefalea. Quella che è una reazione grave viene considerata per conto suo e fa parte della scheda. Il resto rientra nelle reazioni non gravi. Quelle, diciamo, le schede sono 1.200, quelle che comprendono le reazioni gravi, ma possono avere più sintomi. Poi c'è stata la perdita di coscienza, la sincope, cioè la persona che sviene. Questo succede spesso. Io, insomma, facendo le vaccinazioni, talvolta la persona sveniva perché è anche una situazione emozionale e quindi c'è questo intervento. Ecco. E poi abbiamo avuto dissenteria, dei casi di trombosi e poi poche invece reazioni di tipo allergico. Abbiamo avuto delle segnalazioni di orticaria, pochissime, per esempio nessuna, ma questo anche a livello nazionale, che riguardi la fascia dei 12-19. Sui 2 milioni di dosi, questo è riportato anche nel report di AIFA, di vaccini che sono stati fatti alla fascia 12-19, nessuna reazione anafilattica, però questo è sempre da considerare e sappiamo che questa è una di quelle, diciamo, come si dice, segnalazioni che possono costituire un'esenzione dal fatto di fare la vaccinazione, un esonero, scusate, dal fatto di fare una vaccinazione, quindi una
ipersensibilità alla prima dose costituisce un esonero, per cui naturalmente questo vale per tutti i farmaci, non solo per i vaccini. Le segnalazioni di trombosi sono 180, correlate temporalmente. Non abbiamo in questo momento, ancora io non li ho i dati, ma appena li avremo ve li daremo, quelle che sono invece le correlazioni causalmente correlate. Quindi qui c'è la correlazione temporale, che non necessariamente, perché non abbiamo tra l'altro un arco temporale definito, proprio perché insomma questo sistema e la raccolta delle reazioni avverse è via via in tutto il mondo, insomma, procede e raccoglie. Quindi non è che quello che si verifica dopo il 7° giorno non c'entra niente, vengono prese tutte, anche quelle che si sono verificate a distanza di 2 mesi. Sì, scusi, Sì. il microfono, perché siccome il caso delle trombosi è Sì. per quello che ha destato più allarme Certo, sociale, sicuramente certo. più della dissenteria o dell'allergia. Mi chiedevo se avete, oltre a questo dato di 180, anche un dato di trend, nel senso avete registrato nell'ultimo anno più casi di trombosi di quelli che si verificavano negli anni passati? Esiste Devo un dato- verificarlo, devo un verificarlo. dato benchmark? Grazie. Non ce l'ho oggi, ma lo verifichiamo. Grazie per questa domanda, perché questo è importante, perché tra l'altro, ma dopo il dottor Sarto ne parlerà, a proposito di alcuni effetti che riguardano soprattutto di reazioni che possono riguardare la fascia giovanile, è molto importante nella valutazione, insomma, del correlato di causalità rispetto al vaccino, quanto effettivamente la malattia è presente nella popolazione rispetto al collegamento quindi con la vaccinazione. No, volevo dire una cosa anche sui decessi, visto che si sono verificati anche dei decessi, ma questo sempre, anche quando vi ricordate i casi della vaccinazione antinfluenzale che qualche anno fa ha portato insomma al ritiro del Fluad, insomma tante situazioni che portano poi al ritiro del vaccino. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali, tra cui l'ultimo, quello che è stato insomma oggetto della giornata della notizia di oggi, dove naturalmente tutti i possibili approfondimenti devono essere fatti e vengono fatti per capire se c'è una correlazione causale o meno. Quello di mira, sì, sì. Ecco, questo è importante. Poi il fatto che dicevamo che la correlazione temporale, insomma, deve essere fatta, e poi chi fa le segnalazioni. Qui abbiamo dei numeri. Allora, in Veneto il 42% quindi sono venute dai medici. Quindi la persona, perché è la cosa più ovvia, io mi rivolgo al mio medico, il medico fa la segnalazione. Il farmacista il 7,7%, sapete che i farmacisti sono entrati, diciamo, come vaccinatori e quindi effettivamente anche loro, chiunque insomma fa un vaccino e viene a conoscenza di una segnalazione di una reazione deve segnalarla. Poi dal cittadino il 18,3% sono 2.738 segnalazioni sono venute proprio dai cittadini. E poi da altri operatori sanitari, che magari è l'operatore vaccinale oppure un infermiere oppure altri, il 31,7%. Poi volevo dire che naturalmente, insomma, quello che riguarda i vaccini, che in questo momento ha un'altissima attenzione, perché il vaccino viene somministrato per prevenire più che per curare, giusto? E quindi è chiaro che chi si avvicina alla vaccinazione, non avendo la necessità di curare un sintomo, di curare una malattia, è chiaro che ha molte più perplessità rispetto a quando prendiamo l'aspirina, rispetto a quando prendiamo il protettore della mucosa gastrica, che ce lo scambiamo, insomma, e quindi non andiamo a leggere certo il foglietto illustrativo. Però tutti i foglietti illustrativi, tutte le schede tecniche dei farmaci contengono la distinzione in effetti collaterali comuni, rari, molto rari, e la farmacosorveglianza ha questo compito, quello di andare a classificare. Tra l'altro nella maggior parte dei foglietti illustrativi è scritto: qualora ci fosse un evento che non è elencato in questi, va comunque segnalato. Quindi questo nella logica della massima trasparenza. Allora, volevo dire che il report dell'AIFA viene pubblicato e quindi è sempre disponibile e si può leggere, può essere letto da tutti. Talvolta necessita magari di qualche spiegazione, noi ci siamo per darla. La vaccinazione, come dice sempre il Presidente, è facoltativa, la persona che va
dà il consenso. Io vorrei soltanto, insomma, poi il dottor Sarto dopo di me dirà questo, e insomma l'abbiamo sempre detto, mentre per il vaccino dobbiamo acquisire un consenso e una convinzione, quando il virus viene da noi non ha bisogno di alcun consenso e provoca molti danni. Quindi se vogliamo risolvere effettivamente la situazione sociale, economica, ma soprattutto quella sanitaria che ci opprime, il vaccino è l'unica arma che noi abbiamo. Adesso, non so, Assessore, diamo la parola al dottor Sarto, oppure se volete fare... Penso che ci vuole saranno dire le qualcosa? domande, poi si Sì, passerà... io direi se No, ci sono scusi, domande per la scusi dottoressa un- Russo. Scusi solo un attimo, dottor Reggiani. No, io vi devo salutare anch'io perché purtroppo devo scappare da un'altra parte, ma vi lascio in buone mani, quindi insomma con i nostri professionisti, quindi che sapranno sicuramente rispondere insomma anche all'argomento che oggi insomma volevamo trattare. Prima di andare via, Assessore, Sì? è possibile avere quel Sì, sì, no, report totale? abbiamo estrapolato le schede più significative, quelle con i numeri che sono quelle che vi Quelle del interessano, e Veneto. quindi nel pomeriggio ve le inviamo. Perfetto, grazie Assessore. Se ci sono domande per la dottoressa Russo, altrimenti passiamo al dottor Sarto. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Allora, volevo chiederle una precisazione intanto sul servizio che ha annunciato su questa sorveglianza attiva a campione, da quando partirà e quando potremo vederlo. Sì, allora, adesso da quando partirà non lo so di preciso, ma la dottoressa Scrocora, ne abbiamo parlato ieri, rientra nell'ambito di un progetto europeo che ha chiesto praticamente la Comunità Europea, l'EMA ha chiesto attraverso AIFA di avviare una sorveglianza attiva, e quindi a livello, diciamo, delle varie regioni il nostro centro di farmacovigilanza si è reso disponibile per poter fare questa sorveglianza attiva. È chiaro che c'è un lavoro, come si può dire, molto integrato fra i colleghi che seguono la parte farmaceutica e la sanità pubblica che segue strettamente le vaccinazioni, perché anche nel lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa su morbillo, paratite, rosolia e varicella, perché volevamo capire se effettivamente c'erano più reazioni somministrando il quadrivalente rispetto al trivalente più morbillo, paratite, rosolia più varicella, poi abbiamo visto che non c'era alcuna differenza. Abbiamo fatto questo lavoro proprio per stimolare, anzi per andare a cercare, ecco, questo è il termine corretto, per andare a cercare eventuali reazioni che magari non erano state segnalate. E il messaggio che noi abbiamo sempre dato è quello di segnalare tutto, anche, diciamo, la febbre che non arriva, non necessariamente deve essere a 39, ma anche a partire da poche linee di febbre, il malessere, l'irritabilità, qualsiasi cosa, è importante che venga segnalata, perché è importante che il messaggio che io, che ci metto la faccia, vi do oggi, o dei miei colleghi che sono sul campo, sia effettivamente corrispondente alla sicurezza che vogliamo dare alle persone. Grazie. Poi volevo chiederle un'altra cosa. Mi diceva, in Veneto 0 decessi, ma a livello nazionale, e in Veneto invece quanti decessi ha registrato come correlazione temporale? Allora, le dico, a livello nazionale, quelli correlati temporalmente, sottolineo temporalmente, sono 498. In Veneto, dall'ultimo report, mi pare sono 38. Di questi, a livello regionale, nessuno al momento, allo stato attuale, è correlato da un punto di vista causale. Vi dicevo prima, sono approfondimenti che richiedono un po' di tempo perché devono avere la possibilità di esaminare giustamente diversi elementi, e quindi nessuna cosa verrà, come si può dire, lasciata al caso. Considerate che sono 6 milioni di dosi. E invece per quanto riguarda a livello nazionale i 498 che vi ho detto sono su circa 65-66 milioni di dosi. Il report dell'AIFA dice che 7 di questi sono stati correlati causalmente. È presente nel report, quindi però naturalmente bisogna vedere. Sì. E che sintomi?
Con che Non lo sappiamo, malattia? questo è quello che riporta il report e non so neanche di quale regioni, insomma, comunque non del Veneto. Dottoressa, poi volevo chiederle se ha dei dati che dimostrano una segnalazione diversa tra maschi e femmine. Allora, se in ci quello sono- nazionale, adesso quello regionale non ce l'ho, ma insomma lo facciamo, non ce l'ho adesso presente. A livello nazionale non c'è, ma anzi, c'è una differenza, ecco, e ho proprio presente, c'è un grafico a torta dove dimostra che il sesso femminile è quello che segnala di più. Non c'è stato quindi un picco, non so, legato, appunto, le chiedevo questo perché c'è stato il periodo di AstraZeneca con tutte le preoccupazioni legate Allora sì, alle dosi. diciamo che la reportistica nazionale riporta naturalmente anche per tipologia. E per quanto riguarda i vaccini a vettore virale, sono quelli che hanno avuto un tasso maggiore di segnalazioni. Poi, in senso, diciamo, come frequenza assoluta, poiché il vaccino Pfizer e Moderna, ma soprattutto Pfizer, sono quelli più utilizzati, naturalmente la maggior parte delle reazioni segnalate sono legate a queste, però quelle gravi sono più, diciamo, associate come segnalazione ai vaccini a vettore virale. Ma questa è una cosa internazionale, AstraZeneca e Janssen. E le 7 morti? Non lo so, Non si sa. non lo so perché magari chiederemo un approfondimento su questo. È quello che viene ad essere riportato, però possiamo anche chiedere un approfondimento, insomma, e vi facciamo sapere. Beh, allora dobbiamo anche considerare una cosa, che come ha detto oggi il Presidente, abbiamo ogni giorno decessi legati al vaccino, scusate, al virus, quindi sicuramente correlati ad una malattia. E finora sapete che in Veneto ne abbiamo avuti oltre 11.000, quindi io credo che questi parametri possano aiutare, no, a fare un rapporto rischi-beneficio che ognuno nella libertà delle proprie scelte deve comunque tenere presente. Dottoressa, scusi, salto di palo in frasco, ritorno ai monoclonali iniziali, chiedevo a lei direttamente. Quando si dice si apre a tutti, a chi si voglia, anche ai minorenni che magari manifestano sintomi da Covid? Non è ancora chiaro questo, o perlomeno non lo conosco io adesso, insomma è una cosa proprio specialistica, tra virgolette. Quello che posso dire sui monoclonali, che come ha detto il Presidente, stiamo lavorando alla possibilità, insomma, di rendere più fruibili, perché probabilmente le persone che diventano positive non tutte sanno che possono usufruire dell'utilizzo del monoclonale. Invece noi vogliamo che tutti i soggetti che vogliono, insomma, che intanto è aperta a tutti questa possibilità. E quindi noi vogliamo diffondere l'informazione. È chiaro che il medico di medicina generale e il pediatra sono, per quanto riguarda la pediatria, ma adesso non so se possono essere dati fino a quale età, mi scuso ma non mi sono occupata di questa parte, comunque il medico, diciamo, che segue la persona è quello che è più indicato, però noi attraverso il sistema di sanità pubblica vorremmo diffondere in maniera, insomma, più ampia possibile l'informazione affinché la persona possa usufruire di questi monoclonali che effettivamente bloccano, se presi nei giorni vicini al riscontro della positività, l'evoluzione della malattia. Ecco, questo è il messaggio importante che vogliamo dare. Bene, se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, facciamo il cambio al volo e sentiamo il dottor Patrizio Sarto. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, l'assessore e la dottoressa Russo per questo invito. Devo dirvi che quando mi hanno chiesto di intervenire oggi mi sono chiesto anche cosa andrà a raccontare un medico e un cardiologo dello sport in questo contesto. Sicuramente quello che è successo in questi giorni ha fatto e fa discutere relativamente alla possibilità che la vaccinazione possa generare, andiamo nella questione immediata, sulla questa reazione di interessamento miocardico, quindi del muscolo cardiaco e del foglietto che lo protegge. Prima però di entrare in questo contesto vorrei fare una piccola, fare un ritorno alle origini, cioè da dove siamo partiti. Perché faccio questo discorso? Perché lo faccio sì da medico, ma lo faccio anche da genitore e da chi si occupa del mondo dello sport. Allora, noi arriviamo da un momento dove i nostri ragazzi, io sono un medico dello sport e
lavoro prevalentemente con persone giovani, vengono da un periodo di chiusura dei rapporti sociali forte, necessario, ma che ha destabilizzato moltissimo i nostri ragazzi. Non solo i nostri ragazzi, ma tutti noi. È chiaro che l'unico modo per uscire da quello che è avvenuto è una sicurezza generale. Nella fase di lockdown, credo sia importante considerarlo, c'è stato un aumento importante delle problematiche correlate ai ragazzi e al loro isolamento. Sintomi depressivi, disturbi alimentari, tentati suicidi aumentati, e quindi è chiaro che tutto questo contesto non può essere avulso dal sistema di cui stiamo discutendo in questo momento, perché è molto importante. Allora, se noi andiamo a considerare sport, quindi rischio che può esserci vaccinazione e sviluppo di patologia, dobbiamo parlare di dati, e che sono dati estremamente contenuti. Allora, durante il periodo di pandemia sono state segnalate numerosi casi di interessamento non solo polmonare, cioè il SARS-CoV-2 non genera soltanto una patologia polmonare, ma genera una patologia sistemica. Questo è un concetto che deve passare. Genera una patologia sistemica, e il cuore, che ne abbiamo uno che rappresenta la macchina del nostro corpo, può essere interessato dal SARS-CoV-2. Quindi è descritto che questo virus può interessare il muscolo cardiaco e il suo foglietto pericardico. Con che percentuale questa cosa può manifestarsi? Beh, siamo nell'ordine, in base alle casistiche. Io vi porto i dati americani che sono stati recentemente pubblicati nelle maggiori riviste autorevoli in ambito tecnico. Va dall'1 al 3%, cioè è possibile che il virus abbia generato, e ha generato di fatto, in base a quello che è stato raccolto, un interessamento miocardico dato dal virus SARS-CoV-2. Cosa succede quando il virus colpisce il cuore o il pericardio di una persona? Genera un fenomeno infiammatorio del muscolo che può avere manifestazioni diverse. Questo succede non solo per il virus SARS-CoV-2, ma anche per il banalissimo virus influenzale. Quindi può avere un esordio infausto, una morte improvvisa, può avere generare un danno del cuore che richiede poi nel tempo un trapianto di cuore, può generare un danno del cuore che può far favorire lo sviluppo di aritmie, quindi disturbi del ritmo. Questo è un po' lo scenario di una infezione del cuore. Questo colpisce sia il muscolo ma anche il foglietto pericardico. Ci sono poi tantissimi casi, molto più di quelli che noi ci aspettiamo, di infezione del cuore che passa inosservato, in modo asintomatico. E noi che ci occupiamo di cuori e di atleti, siamo tante volte noi che li evidenziamo. Perché? Perché quando facciamo per esempio la prova da sforzo ai nostri atleti, e la medicina sport ha un ruolo cruciale in questo, è grazie alla comparsa delle aritmie che vediamo che poi andiamo a fare una diagnosi di una miocardite magari avuta nella popolazione giovanile sportiva. Badate bene che questo esito, che si può verificare, può essere pericoloso. È descritto che un esito miocarditico in un cuore di un atleta lo esponga a un rischio di morire improvvisamente in una condizione di assoluta, condizione di salute. Questo è un po' lo scenario. Dall'altra parte esiste il problema, mi sono posto io come genitore, farei e dovrei far vaccinare i miei figli. Io l'ho fatto, ne ho 2 figli e hanno deciso, sono maggiorenni, di vaccinarsi. Però il problema è perché un genitore dovrebbe favorire la vaccinazione del proprio figlio. Se mettiamo nella bilancia il rischio di sviluppare, perché è stata descritta la possibilità che ci possa essere, in seguito all'inoculazione della vaccinazione, un pericolo di infiammazione del muscolo cardiaco di questo foglietto che si chiama pericardio, che lo avvolge. Sì, il dato c'è, ma di quanti numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di un dato circa di 3 per milione di dosi inoculate in dato italiano, fino a un massimo di 12,6, cerco di essere preciso, ma possiamo anche evitare la virgola, nell'arco di 1 milione di dosi somministrate nei dati americani, pubblicati recentissimamente in una delle riviste più importanti. Sì, per milione. Questo è il dato. 1-3%. Cioè i dati della miocardite nel mondo dello sport che è stata segnalata varia da 1 a 3%.
Noi a Treviso abbiamo contribuito con una ricerca scientifica assieme all'Università di Siena e abbiamo dimostrato che su 100 ragazzi che abbiamo testato con il Covid, il 3,3% aveva avuto un interessamento miocardico, 2 pericarditi e una miocardite. Quindi questo è il dato che c'è e poi è stato confermato anche da altri autori. Questo è lo scenario, quindi SARS-CoV-2 e miocardite. Il problema poi è la vaccinazione può determinare, sì, purtroppo è stato segnalata questa cosa, ma abbiamo capito di quali numeri stiamo parlando. I dati che sono presenti allo stato attuale ci dicono che è la seconda dose la maggiormente responsabile di questo tipo di complicanza. Per dare un dato in un altro punto di vista, è 1 su 100.000 alla prima dose, 1 su 16.000 inoculazioni alla seconda dose. Il sesso, prima è stato chiesto, sì, è vero, nei ragazzi è maggiormente presente rispetto alla popolazione giovanile, rispetto alle ragazze. Maschi. È più frequente nella popolazione maschile dai 12 ai 17 anni, che è la fascia di età quella più colpita. L'altro dato molto importante, quando si manifesta, il dato che è stato segnalato, da 0 a 4 giorni c'è la maggior concentrazione di sintomatologia che porta ad una diagnosi di miocardite, che poi sarà da discutere e valutare se è correlata al virus, alla vaccinazione. Perché dico questo? Proprio ieri mattina ho visto un ragazzo che mi è stato riferito dalla nostra cardiologia che ha avuto una miocardite diagnosticata. L'aveva avuta a fine di giugno e il ricovero è stato poi ottenuto, cioè è stato necessario il 14 di luglio. Ma nel frattempo c'erano state 2 situazioni un po' strane, un'estrazione dentaria, quindi probabilmente, chissà, forse una piccola virosi o una batteriemia che è circolata, una febbricola, un po' di giorni più avanti, con una forma dissenterica. Quindi adesso vorremmo capire se quella miocardite è stata veramente la conseguenza di una vaccinazione o da un'altra causa. Quindi questo è molto importante. Quindi quando si va a correlare, lo diceva molto bene la dottoressa Russo poco fa, un conto è la temporalità che si mette in relazione l'evento con poi la diagnosi di questa patologia e poi la vera causa-effetto. Questa è la grande importanza ed è importante quindi che tutti noi medici segnaliamo se ci sono condizioni che ci facciano sospettare, perché questo nel rispetto di tutti noi, dei nostri pazienti, di tutti quanti dei cittadini, quindi la segnalazione. Poi però che riusciamo a dimostrare che la causa sia dovuta al vaccino, certo, andrà dimostrato. I dati ci dicono questo oggi. Ci dicono che quando c'è bisogno di ricovero dura al massimo 2 giorni, molto spesso viene, come dire, c'è la risoluzione quasi completa. Cosa bisogna dire in questo contesto? Che la risoluzione per quanto riguarda la miopericardite andrà valutata nel tempo, perché come per la miocardite data da infezione virale come il SARS-CoV-2, molto spesso l'esito lo possiamo trovare anche, lo vediamo di solito dopo 6-8 mesi, se ha lasciato un esito, la stessa cosa dovrà essere valutata per la vaccinazione. Da quello che si sa oggi è che i ragazzi, le persone che hanno avuto questa forma di interessamento miopericardico hanno avuto fenomeni infiammatori molto, molto contenuti. Nel mondo dello sport, quindi cittadino è anche uno sportivo, il mondo dello sport, perché è molto attento a questo argomento? Vi ricordo che il 13 gennaio di quest'anno il Ministero ha emanato una circolare che chiedeva che tutti i ragazzi che avevano avuto un'infezione, e si continua ancora, fossero proprio sottoposti a screening per escludere che ci potesse essere un esito dato dall'infezione in questa popolazione. Perché? Perché l'atleta, quando fa uno sforzo fisico, manda il suo cuore ad altissima intensità, ad altissima frequenza, ed è quello che scenario di cui stiamo discutendo. Allora, io potrei anche dire questa altra cosa. Faccio la vaccinazione oggi. Quale dovrebbe essere il messaggio che potrebbe essere utilizzato? Beh, se io utilizzo un messaggio di buon senso, è la vaccinazione è un'inculazione di una sostanza che deve determinare una reazione del nostro organismo, in una certa percentuale, ancorché contenuta, può dare degli effetti, diciamo così, minimi.
Quindi il nostro corpo forse ha bisogno di un po' di riposo. Per 2 o 3 giorni non capita assolutamente nulla se si riducono le intensità degli allenamenti. Questo è il messaggio che mi sento di dare. È chiaro che la sintomatologia che fa sospettare questa infezione miopericardica è caratterizzata da dolore toracico, mancanza di respiro, palpitazioni. Di fronte a questi sintomi è chiaro che la persona deve riferirsi al suo medico di medicina generale, che è ben consapevole che questa cosa potrebbe anche capitare, e poi ci sarà necessario di un approfondimento e si arriva sempre a una diagnosi. Però stiamo discutendo di una, allo stato attuale, complicazione remotissima. Abbiamo detto, no, dati estremamente molto bassi. Quindi mi sembra che insomma, questo sia l'interessamento e la situazione di cui si deve e che si sta discutendo in questo momento. Chiudo dicendo che questa infezione ci ha insegnato una cosa molto importante, che quello che è vero oggi potrebbe non essere vero tra un mese, perché siamo tutti, no? Stiamo tutti imparando a gestire e studiare questa condizione, per cui quello che ci siamo raccontati oggi potrebbe cambiare magari tra un mese. Questa è una cosa che credo sia giusto dire. Come in politica, non lo so. Grazie, Non lo so, dottor Sarto. C'è per il dottore una domanda di Marco Bonet. Dottor, buongiorno. Una domanda. Allora, questo tema delle miocarditi, delle pericarditi è uno spauracchio di tutti gli sportivi, perché genera anche qui quelle morti improvvise che purtroppo vediamo alle volte nei campi sportivi, delle tragedie improvvise. Nei ragazzi soprattutto il Covid, diciamo così, ha dato un alto numero di infezioni asintomatiche, quindi io credo che ci possano essere dei ragazzi che hanno avuto il Covid e non sanno neppure di averlo avuto. A questo punto potrebbero aver avuto un interessamento al cuore senza neanche saperlo, quindi che cosa dobbiamo consigliare noi a questi ragazzi? Di sottoporsi comunque a delle visite cardiologiche, medico-sportive? No. Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, intanto vi devo dire per esperienza, la medicina sport incontra prevalentemente la popolazione giovanile. Decine di migliaia di ragazzi passano sotto la valutazione del medico dello sport. Quando gli viene chiesto al ragazzo se ha avuto, e ti racconta che ha avuto il Covid, e gli chiedi hai avuto sintomi, nel 95% dei casi la risposta è no. Poi gli chiedi ma c'è stato mal di testa? Sì. L'astenia? Sì. Il gusto? Ah sì, ho perso il gusto. Quindi personalmente, questo è un parere personale, però un'idea personale, che quando si va poi a chiedere attentamente, l'infezione della SARS-CoV-2 ha dato di più di quello che noi ci aspettiamo, una sintomatologia ancorché definita lieve. Detto questo, sull'interessamento miopericardico, questo potrebbe essere vero. Cioè dire, posso aver avuto un'infezione come l'infezione, guardate, una banalissima forma influenzale, genera una miocardite, può generare una miocardite, e l'interessamento miocardico è molto più frequente di quello che noi ci aspettiamo. Come possiamo arrivare a questo tipo di diagnosi? Grazie alla possibilità di fare lo sforzo fisico. Noi siamo gli unici paesi nel mondo che fa fare una prova da sforzo ai nostri ragazzi, ed è la prova da sforzo che fa generare delle aritmie che possono essere la conseguenza della cicatrice che una forma virale ha lasciato in quel cuore. Vi dico questa informazione perché abbiamo recentemente pubblicato su Circulation proprio i dati della nostra esperienza, e anche in altre riviste scientifiche. Lo sforzo fisico che viene fatto agli atleti, diversamente per esempio da quello che viene fatto in Inghilterra, è quello che ti permette di fare la diagnosi, perché tu in modo indiretto arrivi a una diagnosi. Arriviamo molto spesso ad una diagnosi di un esito miopericarditico perché vediamo delle aritmie durante lo sforzo fisico, quindi non si deve fare niente di più di quello che si fa già. Se non ci sono altre domande per il dottor Sarto, mi pare di no. Stavo solo pensando una cosa, dottore, è che la prova da sforzo non viene svolta, cioè viene svolta a chi fa agonismo, ma la stragrande maggioranza dei ragazzini magari fa nuoto, ma non fa gare. Certo, allora, questa è un'altra ottima domanda. Quello che abbiamo osservato relativamente, adesso parliamo ambito SARS-CoV-2,
Abbiamo osservato e ci siamo anche in alcuni casi incontrato con i pediatri, cioè, insomma si è discusso, qualora l'infezione abbia dato una manifestazione estremamente, cioè non semplice, la banalissima forma asintomatica o i pochissimi sintomi, da quello che abbiamo osservato dai dati della letteratura nostri e anche quelli della letteratura internazionale, non è necessario, cioè molto spesso non c'è un esito e non è necessario bene approfondire il quadro. Diverso è se il giovane è stato colpito da fenomeni infiammatori dovuti al SARS-CoV-2 in modo molto più importante. Su questo aspetto mi permetto di dire che esiste nel Veneto la rete clinica in medicina dello sport. Abbiamo 4 strutture hub che raccolgono e valutano i ragazzi che abbiano avuto un'infezione da SARS-CoV-2, diciamo così, importante, e ai quali vengono sottoposti indipendentemente ad una stratificazione, ad una valutazione approfondita. Questa è una cosa che esiste. Esatto. No, scusi, non ho capito, cioè vale a dire che se ho un ragazzino che ha avuto un'infezione evidente, vabbè, è chiaro che allora magari posso avere il dubbio medico di base perché ha avuto la febbre e ha avuto il Covid, ma tantissimi bimbi che magari non hanno avuto sintomi, comunque lei prima mi ha detto sono a rischio, quindi consiglia magari in questa stagione maggiore attenzione durante l'educazione fisica, a scuola o cose di questo genere? Allora, i dati della letteratura non ci fanno preoccupare in questo senso. Io sarei tranquillizzante su questo aspetto, però è vero che non soltanto in questo momento, sempre quando siamo nei periodi di forma di interessamento virali, bisogna fare particolare attenzione. Questo è una cosa che deve essere generale. Tanto è vero che noi consigliamo sempre, anche dopo una banalissima forma influenzale, che ci debba essere un corretto periodo di convalescenza, proprio perché non sappiamo se ci possa essere un interessamento cardiaco, ma questo è un buon senso e anche la buona pratica clinica. Guardi, nella stragrande, allora, nelle miocarditi in senso generale, è quello che ci aspettiamo noi nel mondo nel cuore che deve fare sport, quindi sforzo fisico, e sappiamo che quando c'è un'infezione, non so, prendiamo il ragazzo di ieri, ha fatto un'infezione il 14 di luglio, gli abbiamo già detto, ora fai vita normale senza sforzo per 3, 4, 6 mesi, dipende un po' dal grado di interessamento, verrà rivalutato a 6 mesi, si deciderà quale futuro avrà, perché solo fra 6 mesi capiremo se ci sarà un esito. Nella stragrande maggioranza c'è un recupero completo. Esiste però una percentuale di lesioni miocardiche che rimangono e che devono essere valutate e noi siamo preparati per fare questo. Che però sono conseguenti a quello che dicevo prima, certo, quasi sempre ci sono della sintomatologia. Quando non c'è, per chi si sottopone ad uno screening, quello che viene fatto comunemente, emerge in modo indiretto attraverso la presenza di aritmie. Quindi il cardiopalmo è uno dei sintomi che vengono, che è importante, che devono essere riferiti, insomma, quando c'è. Però mi permetto di dirvi, per concludere, mi pare di capire, che il pericolo di avere una miopericardite da vaccino oggi è veramente remoto. Io, scusi dottore, volevo appunto arrivare alla sintesi, cioè con tutti i dati che ci ha dato proprio sulla base dei numeri da lei forniti, mi vaccino o non mi vaccino? Io i miei figli li faccio vaccinare. Anche perché, che siano atleti sia che non assolutamente lo siano. Sì, anche perché i ragazzi, e che noi abbiamo, come dire, quotidianamente incontriamo ragazzi, molti ragazzi hanno la voglia di essere vaccinati perché sono stanchi di essere isolati e vogliono tornare a fare una vita normale. A voi. Grazie a tutti e buon lavoro, alla prossima.